Nuovo passo in avanti per due nodi storici di strada ovest. Entro il 2023 dovrebbero essere realizzate due rotatorie, una all'intersezione con via Ellero e l'altra con via San Pelaio. Nel 2022 io conto di vedere realizzate, se non tutte e due, almeno una delle due rotonde. Comunque entro fine mandato, quindi un anno e mezzo di tempo, vorrei vederle realizzate tutte e due, soprattutto perché andrebbero a risolvere un problema davvero storico per la nostra città. Progetti che costantemente riemergono dalla lista dei desideri dei trevigiani, e se per la direttrice verso Santa Maria del Rovere il costo è a carico della collettività, per il chiodo il conto lo pagherà un privato. Che cosa ottiene in cambio il privato? C'è un'area ovviamente commerciale di proprietà di questo privato che vedrà sorgere un supermercato. Il beneficio pubblico che noi abbiamo chiesto sarà la realizzazione di una delle due rotonde, quindi sarà uno sgravio economico per i nostri cittadini che vedranno realizzata una rotonda senza denaro pubblico. Ci sono un po' troppi supermercati ormai a Treviso. Questo è un tema sicuramente importante. C'è da dire che questa amministrazione ha cominciato a dire tanti no a ulteriori aree commerciali. Molte volte sono diritti acquisiti anche 10, 15 o 20 anni fa, e quindi è difficile interrompere un iter burocratico quando un privato ha il diritto di poter costruire. C'è da chiedersi se veramente abbia ancora un senso un nuovo supermercato, se magari si poteva cercare un'ulteriore mediazione, magari puntando ad una permuta con aree già cementate. Dal canto suo però il sindaco sottolinea: noi cerchiamo di tutelare il negozio di vicinato, cerchiamo di tutelare le botteghe, talvolta non ci si riesce, e quando non si può fermare tanto vale ottenere del beneficio pubblico, come in questo caso una rotonda in Viale della Repubblica. E il nuovo capannone lungo strada ovest non sarà un caso isolato. Zone come ad esempio l'area tra la rotatoria dell'ospedale e il prospettato imbocco del Terraglio Est avrebbero già la spada di Damocle di un discreto numero di metri quadri già destinate a nuove edificazioni. Sempre che da Casugano non parta sin d'ora un'attività diciamo così persuasiva per deviare verso rigenerazioni le attualmente inevitabili nuove cementificazioni.